Sequestro di persona è questa l'accusa più grave tra quelle che oggi hanno portato all'arresto di 4 stranieri richiedenti asilo, ospiti alla caserma Serena di Treviso. I fatti sono quelli dell'11 e 12 giugno scorsi, quando all'interno del centro di accoglienza al confine fra Treviso e Casier si scatenò una vera e propria sommossa. Ad innescare la rivolta tra i migranti la notizia che un collaboratore della cooperativa che gestisce la caserma era risultato positivo al Covid. I tamponi e la conseguente quarantena forzata per i 300 ospiti disposta dalle autorità sanitarie accesero le proteste, che il 12 giugno divennero vera e propria rivolta, violenta e incontrollata. Il personale sanitario e i dipendenti della cooperativa presenti in quel momento, 13 persone in tutto, furono costretti a rifugiarsi in una stanza, mentre un gruppetto di stranieri impediva loro di uscire, con violenza e minacce. Solo l'intervento dei reparti speciali dei carabinieri e degli agenti in tenuta antisommossa, con l'aiuto dei vigili del fuoco che riuscivano ad aprire un varco da una porta di servizio, riuscì ad allontanare i facinorosi, consentendo agli ostaggi di uscire. Rivolta che poi proseguì con sassaiola e lancio di oggetti verso le forze dell'ordine e con il saccheggio e danneggiamento di alcuni locali della caserma, ben oltre il limite di una normale protesta, quanto basta per avviare l'indagine della procura. Questa mattina alle 6 gli agenti della Digos e della squadra mobile hanno fatto irruzione all'interno della caserma, prelevando in stato di arresto un 35enne del Mali ed un 23enne della Costa d'Avorio, a seguito delle indagini individuati tra i principali responsabili della sommossa. Un terzo, un senegalese di 31 anni, è stato arrestato al di fuori della struttura, che aveva liberamente lasciato lo scorso 25 giugno dopo la quarantena. Il quarto provvedimento è per un 26enne del Gambia, già in carcere dal 1 agosto, quando fu arrestato per aver aggredito un medico e un infermiere e danneggiato l'infermeria. Per tutti e quattro le accuse di sequestro di persona, devastazione e saccheggio. Arresti che arrivano dopo oltre 2 mesi di scontri e tensioni, provocate, secondo la denuncia degli stessi dirigenti della cooperativa, da un esiguo gruppetto di facinorosi in grado di dettar legge tra gli ospiti. Il mio invito è quello appunto agli ospiti della struttura di far condurre serenamente quelle che sono queste operazioni che servono, sono utili sia alla loro salute sia alla salute della cittadinanza, quindi di non rendersi responsabili di ulteriori episodi di ostruzionismo, tantomeno di violenza. Ulteriori indagini sono in corso per stabilire se i 4 arrestati, tutti in custodia nel carcere di Santa Bona, siano responsabili anche dei recenti episodi di violenza ai danni delle forze di polizia che presidiano notte e giorno la caserma, denunciati dai sindacati. Intanto proprio Mauro Armelao, segretario FSP del Veneto, esprime soddisfazione e ringrazia il PM e il GIP che hanno accolto l'appello ad intervenire per porre fine agli atti di violenza. Un grazie, continua Armelao, anche ai colleghi della Digos che si sono prodigati per raggiungere questo importante risultato.